È cambiato qualcosa però nel dibattito che c'è a Treviso. È evidente che per cambiare qualcosa in una situazione del genere non bastano le chiacchiere, però è cambiato che di questa fornace non si parlava da tanto tempo e si è ricominciato a parlarne, non solo così casualmente, ma a livello di istituzioni che si stanno parlando di questo luogo e dei tesori che da questo luogo derivano. Will you guys just slow it down and make it funky? Allora, prima di cominciare abbiamo un momento che questo mese è stato il nostro momento preferito, cioè la consegna dei fiori all'ospite, gentilmente offerti da Fiorerie Dario. Eh sì, eh sì. Eccolo qui. Grazie a Fiorerie Dario per questo prezioso omaggio, grazie. Grazie. Alice si siederà qua vicino a me per bilanciare. Un microfono a voi? Forse. Ok. Mi sento molto mannoia. Ma non per le retroscene dietro le quinte, non per il resto. No. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Ok. No, io non faccio mai bene le partenze, quindi se vuoi farla tu. Faccio L'inizio, Ok. Buonasera a tutti e tutte, benvenute alla puntata e benvenuti anche. La rifacciamo, aspetta, questa verrà tagliata. Chuck, no, facciamo fare il chuck al pubblico? No. Ok, di solito facciamo battere il chuck, ma sono tutti applausi diversi, quindi vabbè, è per complicare. Ok, buonasera a tutti e a tutte, benvenute al dibattito post La fornace degli artisti con Dimitri Feltrin. Così. Sì. Allora, Io mi scuso con tutti i presenti perché avete beccato questa serie di due presentatori più scarsi e... però anche gli unici che ci sono. Quindi, di questo solito lo facciamo noi, però preconvento. c'è altra gente che va più spedita di noi, quindi vabbè. Questo è quanto, purtroppo. Vabbè, è regolare che il dibattito deve andare in vacca No, dopo non è- un non- minuto, non è 2 vero. minuti, Non è vero. cioè... No, appunto, perché questa volta non sarà come il solito nostro di dibattito sul film, speculazioni sul film e bla bla bla, perché appunto abbiamo l'autore del documentario e, come abbiamo visto anche in questo mese, che ci sono state in grande quantità domande, curiosità, retroscena che si volevano sapere dal pubblico, quindi noi anche ne abbiamo, però pensiamo che sia più anche giusto, al posto che cercare di fare una lettura, diciamo, noi o comunque un monologo, ecco, un dialogo appunto con... Scusa, un dialogo. Ok, un dialogo. Partiamo da voi. Partiamo da voi? Se no, partiamo da noi. Se non Esatto, è... esatto. Partiamo, Cioè, comunque partiamo. piano B, quindi Stiamo non partendo. rimaniamo a secco. Se avete domande o curiosità sul documentario... O se vuoi dire qualcosa a te prima. Su Dimitri, esatto. Forse no. Io mi godo lo spettacolo. Prima volta qua, nei divanoni comodissimi. Di gusto proprio. Ok, beh, vediamo... Ok, perfetto. Tieni. Ecco. Non ho micro- No, ma perché amplifica un pelo, quindi anche Ok. se suona la voce bassa si sente anche lì. Salve, complimenti intanto perché mi è piaciuto molto. Grazie. E volevo sapere quanto tempo è stato con la signora Luisa per girare questo documentario, se è andato più giorni, appunto che diceva che è stato per un periodo medio-lungo. E non ho ben capito il signore che presentava le varie stanze, chi fosse Fabio, forse ho letto, non mi ricordo. Franco Bagaggia. Sì, ci Partiamo voleva- da Franco Bagaggia. Dai. La signora Luisa ci teneva tantissimo che ci fosse Franco Bagaggia nel documentario e
l'ha proprio allertato quel giorno che siamo andati insieme alla fornace e quando io me lo sono trovato davanti ho detto ma veramente una signora così composta, così quasi aristocratica mi porta a conoscere Franco Bagaggia? E invece sì, perché Franco Bagaggia è testimone oculare di quello che succedeva dentro alla fornace, perché la casa della sua famiglia era quella proprio di fronte alla fornace. Lui aveva dei parenti che ci lavoravano dentro, quindi ci gironzolava. Da quando è chiusa lui funge un po' da custode di questo posto, però cioè, è veramente tutto per conto suo questo personaggio. Come avete visto, dicevo prima a qualcuno, si è messo elegante per farci vedere la fornace e giustamente sapeva che arrivavano le telecamere, quindi ci teneva a mostrarsi impeccabile e non oso immaginare quando invece è vestito da casa. E però effettivamente lui è quello che sa tutto cosa c'era dentro le fornace, dove, come, perché. Quanto tempo ho passato con Luisa? Allora, diverse giornate perché mm, Luisa mi ha raccontato tanto, tantissimo, volendo, c'è il sequel e anche il post-sequel già messo da parte, perché è una narratrice spettacolare ed è una delle cose che mi ha convinto a fermarmi, perché per raccontare una storia serve il racconto lei ce l'ha proprio fluente. E, abbiamo girato insieme in 4 giornate diverse, i contributi che avete visto, ma poi la cosa è andata molto avanti perché insieme abbiamo trovato, selezionato e messo da parte anche tutti i materiali documentali, fotografici, storici, per cui mm, se la parte, diciamo, di raccolta delle clip è durata pochi giorni, poi in realtà il rapporto è andato avanti e indietro per mesi. E alla fine adesso lei sta anche seguendo dove può, dove è abbastanza vicino a casa, dove qualcuno riesce ad accompagnarla, le proiezioni, è molto molto appassionata e io sono stato poi da lei anche con famiglia, quindi ha conosciuto sia le mie ragazze che la piccolina che è nata da poco e quindi adesso posso dire che c'è anche un rapporto di amicizia che insomma è un po' strano vista la differenza di età, però devo dire che non so come succedono queste robe qua, però ci siamo trovati bene. È un po' come una nonna che mi ha raccontato come se fossi un nipote. Ecco, prego. Ok. Allora, è stato molto interessante perché hai reso bene l'idea, una nonna che racconta al nipote con una storia. Mi ha ricordato un po' le storie che mi raccontava mia nonna quando andavo a trovarla. Però a me dei documentari mi interessa sempre una cosa, cioè io ho visto non tantissimo documentari, perché di solito lasciano un'impronta, poi tu hai detto che le sale erano piene, la Luisa continuava ad andare alle proiezioni. È cambiato qualcosa a Treviso, alla Fornace degli Artisti, in quelle rovine lì che tu hai valorizzato con il tuo documentario? Non lo so, è cambiato qualcosa però nel dibattito che c'è a Treviso. È evidente che per cambiare qualcosa in una situazione del genere non bastano le chiacchiere, eh, però è cambiato che di questa fornace non si parlava da tanto tempo e si è ricominciato a parlarne, non solo così casualmente, ma a livello di istituzioni che si stanno parlando di questo luogo e dei tesori che da questo luogo derivano. E qualcuno ha cominciato anche un po' a prendersi paura del fatto che Luisa abbia detto
e abbia girato per tutta la città a dirlo nelle sale, che lei è un po' incerta se lasciare tutto quello che ha raccolto dalla fornace ai musei di Treviso o al museo di Faenza, che è il Museo Internazionale della Ceramica, che è proprio verticale sui temi della fornace. Perché c'è un tema, e il tema è che tutto questo grandissimo patrimonio da cui sistematicamente i musei di Treviso attingono quando c'è bisogno di fare la singola mostra, in realtà non è mai stato fatto un ragionamento su un recupero complessivo. Non solo della struttura della fornace, che è una cosa monumentale e che avrebbe bisogno davvero di intanto di una idea ben precisa di dove portarla e poi di una grandissima iniezione di denaro per riuscire a sistemarla e non solo a sistemarla, ma anche poi a mantenerla nel tempo. Ma almeno di tutti gli oggetti che da là arrivano. Io il 1° gennaio del 2023 sono stato al Museo Bailo a vedere una mostra sul professor Carlini, che era il maestro di Arturo Martini, e metà della mostra era fatta con gli oggetti che c'erano a casa della Luisa. Eppure nessuno a Treviso ha mai veramente fatto una proposta interessante a Luisa, che dentro casa ha un museo, ma veramente il suo è un museo, al pari del Museo Bailo, al pari del Salce, tutti e due tra l'altro personaggi che erano in stretta relazione con la famiglia Gregori. E nessuno ha mai formulato una proposta di come possa un giorno essere tenuto e valorizzato questo patrimonio pazzesco che dura solo grazie alla cura di Luisa, che però ha mezzi, come si può intuire da quello che avete visto, abbastanza limitati, ecco, in questa fase della sua vita. C'è bisogno di un sequel? Se succederà qualcosa ci penseremo. Ecco, scusa, faccio solo un'altra conclusione. Vi ho fatto sorbire tutti i titoli di coda, perché per me i titoli di coda sono l'ultimo capitolo. Anche se l'ultimo nominato, titolato, è Il declino, ci tenevo tantissimo che il finale non fosse sul declino che è stato dagli anni 60 a oggi, ma che fosse in prospettiva futura. E quindi con un'idea che eventualmente questo posto, volendo, potrebbe diventare qualcos'altro e che c'è già qualcuno che ci ha messo le idee volendo, che è appunto lo UAV. Parlavo prima con qualcuno della professoressa Sorbo, adesso hai capito perché, e lo UAV ha già una 90 di progetti ipotetici su come potrebbe essere trasformata questa fornace. E qualcuno sperava in Treviso capitale della cultura con l'arrivo di un bel po' di soldoni, ma questo non è successo. Però in epoca di PNRR sappiamo che sono stati finanziati anche progetti per il recupero di luoghi meno di valore di questo, ecco. Quindi in questo momento la volontà potrebbe cambiare tantissimo. È cambiato? Non lo so, però qualcosa sta muovendo. Potrebbe essere un primo passo. Me lo auguro. Ce lo auguriamo tutti qua dentro, penso. Grazie. Grazie. C'era qualche altro? Ecco qui. Ok, grazie. Perfetto. No, volevo solo... lo UAV è entrato in campo dopo che tu hai fatto il lavoro o aveva già messo gli occhi su questo? Aveva già fatto 3 anni, si dice così, 3 anni accademici. Sono 300 studenti, tra cui anche molti Erasmus, quindi in arrivo da varie parti del mondo, che per 3 anni hanno condotto proprio il corso di restauro, facendo dei project work, si chiamano oggi, no? Sulla fornace Guerra Gregori. E io sono arrivato dopo e in qualche maniera questo lavoro è diventato cassa di risonanza di quel lavoro fatto in seno all'università, che però non era ancora uscito, come dire, pubblicamente.
e con la professoressa Sorbo siamo stati ospiti anche in Rai a parlare del lavoro e di conseguenza a parlare di un possibile futuro. Per quello dico qualcosa, cioè qualcuno i riflettori li ha puntati e con i riflettori puntati è più facile che qualcuno ti veda, no? E in questo caso io so che siamo stati visti e che si sta parlando. E su quale sarà l'esito di questo dialogo non è dato saperlo. Sì, il grosso problema di questi spazi, di questi ambienti, a Castelfranco ce n'erano 3, forse 4, 3 comunque, che sono andati praticamente distrutti. Solo una parte di uno di questi si è salvato. Il grosso problema è il dopo, perché i progetti e tutto, sì, li fa lo IUAV, ci lavorano gli studenti, fanno pratica e tutto quanto. Se anche arrivano i soldi, bisogna vedere dopo cosa È la succede. destinazione d'uso che fa la differenza, ovvero Sì. cosa diventano Esatto. e in base a quello che diventano come si sostengono nel Esatto, tempo. perché c'è una continuità che costa, non solo nel mantenimento, ma proprio nel far vivere queste robe, perché sennò prima o dopo sono Beh, ma è destinate evidente, se questo posto diventasse al un degrado. museo costerebbe molto di più poi nella gestione che Esatto. nella trasformazione. Però tra i vari progetti che ci sono anche progetti orientati a farlo diventare per esempio uno spazio destinato all'istruzione o alla formazione, per cui una parte potrebbe diventare aule, una parte potrebbe diventare auditorium, una parte potrebbe diventare addirittura mensa e alloggi. E potenzialmente ci sarebbero sia tutta la cubatura sia anche, come dire, la diversità di ambienti per poterlo fare. È una soluzione? Non lo so se è una soluzione, non sta neanche a me dirlo. È una suggestione che però potrebbe in qualche maniera essere accolta se portasse questo luogo a diventare un luogo unico ma con tante diverse funzioni che siano delle funzioni reali, cioè che lo trasformino in un luogo vissuto. Dopodiché questa è, ripeto, una suggestione e ci vuole una volontà di portarla da una parte e in questo momento non mi pare che una volontà ci sia. Io non ho assolutamente questa ambizione, l'ho detto all'inizio che io questo lavoro l'ho fatto per far piacere a me stesso. Non è una cosa che si dice al pubblico di solito perché bisogna dire l'ho fatto per voi. Ma diciamolo. E invece lo dico, cioè proprio dietro a questo lavoro c'è soprattutto dare del piacere a me stesso di stare lì a vedere, a filmare, a scoprire, a sentir raccontare. E quindi io minimamente mi interessavo di cosa sarebbe stato della Fornace. E dopodiché però frequentandolo questo tema incontri, parli, vedi, approfondisci e effettivamente sarebbe un gran peccato perché è vero che di fornaci abbandonate ce n'è tante, ma Arturo Martini a Treviso è come Giorgione a Castelfranco, è come Cima da Conegliano, cioè Arturo Martini non è mm, l'artistucolo di provincia, è un nome a livello internazionale ed è forse l'unico nome a livello internazionale, forse insieme a Gino Rossi, ma insomma che anche lui è passato di là comunque, però non neanche lui arriva alla fama di Martini. Quello è il luogo che ha creato il Martini artista. Non è una fornace come le altre. Porta dentro di sé una storia che è diversa. Cioè lì ci sono passati Bailo e Salce e due musei che ci sono a Treviso si chiamano Bailo e Salce. Per questo mi permetto di dire che nonostante ce ne siano tanti di luoghi abbandonati che hanno fatto la loro epoca e che adesso non hanno neanche più, come dire, il senso di esistere in una nuova conformazione industriale e economica. Però questo ha qualcosa nella sua storia che lo rende diverso. Grazie. Sì, questo è chiarissimo perché le altre fornaci erano produzione di coppi, mattoni,
luoghi di produzione. Qui c'è stato un gradino molto diverso. Bello, bello. Complimenti per il lavoro. E hai Grazie. avuto una grande attrice, è stata bravissima proprio. Brava anche il suono della voce, come esce il racconto di quella signora è straordinario. Non ha assolutamente dovuto recitare. Se un giorno la andate a trovare, lei vi dedicherà tutto il tempo che ha a disposizione per raccontare come ha raccontato a me. Sono stato fortunato a incappare su questa signora e è stato bello e interessante ascoltarla. Giustamente, come diceva Giancarlo, fornaci ce ne sono tanti in giro, qualcuno si vede passando, eccetera. Non so perché dall'esterno hanno sempre un loro, diciamo, quasi fascino, però sono dei muri per far coppi e mattoni di solito, cioè, sembrano più belle adesso nell'abbandono che hanno di quelle che magari potevano essere in passato. Questa ha una realtà così complessa, così poi fotografata in questa maniera, seppur nell'abbandono con le erbacce eccetera, è un qualche cosa di... sarà la capacità, la bravura di chi ha ripreso sicuramente, ma anche in se stessa come struttura è un qualche cosa di veramente molto ma molto gradevole, bello. Ma sentendo che la storia della gestione di questa struttura, degli operai che ci lavoravano, che ci vivevano, che avevano l'orto, che avevano le piante da frutto, cioè vuol dire che era stata creata una comunità e anche forse la capacità di chi conduceva, era proprietario e conduceva questa fornace, di creare questa comunità. Adesso non so se è il piacere della storia raccontata o se la storia vissuta ieri fosse altrettanto, come posso dire, gradevole, piacevole, romantica, non so neanche come identificarla, però ha un fascino che veramente che riprende, ecco. Sì, non so neanch'io se si tratti di una scrematura per cui alla fine passano i decenni e la storia tiene quello che vale la pena di essere raccontato e quindi porta con sé la peculiarità e anche la parte più bella e più romantica. Infatti. Poi io non lo so se il signor Gregori, padre, figlio o antenato, fossero tutti così progressisti, così aperti, così per bene con ogni singolo operaio. Questo non lo so e non lo posso sapere, ma tutto sommato nemmeno mi interessa in questa fase. In questa fase quello che mi interessa è capire che cosa resta a livello di bagaglio di valore da portare avanti. È evidente che nel bagaglio di valore bisogna poi scremare anche tutte, come dire, passare il pettine, no, in mezzo. E se può essere di valore raccontare di un microcosmo che viveva comunque in una maniera avanguardistica. L'Italia ricorda Olivetti per questo genere di impostazione, no? Di impresa dove lo sguardo per il benessere degli operai andava di pari passo con lo sguardo per l'innovazione tecnologica e le due cose dovevano stare insieme e farsi bene l'una con l'altra. In questa fornace io non ci vedo niente di diverso, o almeno la storia ci ha lasciato quello. Che in mezzo ci siano stati conflitti, disagi, ci sta. Sì, certo. Di sicuro non è il tipo di ricerca che ho fatto io, perché come avrete tutti capito, il mio è un racconto molto sentimentale e non per forza storicamente rigoroso, Certo. perché questo mi interessava portarvi, anche approfittando del materiale umano che mi è capitato a disposizione, che secondo me portava un plus nel racconto di questa storia, perché una cosa è farla raccontare in maniera asettica da uno studioso, potevo trovare un architetto, un esperto, ricercatore dell'università che me la raccontava la storia della fornace. Secondo me non avrebbe avuto metà del valore di quella che ha avuto invece con un racconto molto coinvolto e partecipato, ecco. Però queste sono le scelte
registiche, ovviamente. Io faccio il regista, non faccio né lo storico, né il ricercatore, né tantomeno il finanziatore di restauri. Proprio per niente. Per ora. Poi, chi lo sa, Diciamo che aver restaurato casa mia è già troppo. work in progress. Basta, mai più. Ok, c'è qualche altra domanda, curiosità, dubbio, critica? Insulto. Offesa? Vabbè, allora intanto prendo il microfono e magari facciamone qualche domanda. Grazie. Io avevo una curiosità su una cosa che hai detto prima quando hai presentato il film, cioè il fatto che a Treviso, dove è anche ambientato il documentario, le persone tu pensavi non fossero, diciamo, coinvolte, potessero non essere interessate, alcune magari non conoscessero la storia, e invece poi ha avuto la proiezione del film, da quello che ci hai detto prima, un coinvolgimento molto partecipato, molto entusiasta. Puoi dirci un po' com'è stato, vedere anche persone che magari aspettavi potessero venire a vedere il documentario, che magari pensavi potessero non conoscere la storia, invece effettivamente... Ma guarda, cioè, è veramente così. Siccome io non la conoscevo sta storia, fino a quando non mi ci hanno portato, io non sapevo assolutamente niente. E quindi quando ho cominciato a girare, conoscevo poco più di niente. Per cui non avevo veramente capito la portata. E se vi dicessi, ho girato perché ho capito che questa storia era importantissima per Treviso e bisognava metterla al sicuro, direi una bugia. Ho girato perché avevo voglia di starci lì e di approfondire quello che avevo visto. Ma pensavo di aver fatto un film per me stesso. È presente quelle robe che fai che dici, vabbè, non ha mica tanto senso, però io ci sto bene, quindi la faccio. Ok? Quindi così è andata. Dopodiché comincio a proporlo a questo, a quello, a quest'altro e vedo che questo ci mette 2 soldi, che questo dice, bello, ci sto anch'io, che quest'altro dice, no, guarda, non ho soldi, però ci tengo che ci sia anche il mio logo. E vedo che alla fine tutte le istituzioni, quelle che c'entrano qualcosa con questo argomento, ci entrano tutte. E già dico, vuoi vedere che non interessa solo a me? E poi comincio ad andare nelle sale con la prima Fondazione Benetton, dove le maschere devono spiegare alla gente perché non le fanno entrare, perché era pieno da non starci più nessuno. E dico, ma E quella era la prima del film? la prima. Ok. E dico, ma sta roba l'avevo fatta solo per me, adesso qua... E poi è successo in altre 3-4 situazioni, perché quando hanno organizzato gli amici dei musei di Treviso, no, la gente, c'era mezza gente in piedi e mezza seduta, all'Edera hanno dovuto mandare via gente alla prima serata, a Montebelluna abbiamo riempito la Sala Rossa e io mi dicevo, però un po' alla volta, incontra questo, incontra quello, senti parlare nel dibattito, ti dicono, poi incontri appunto gli amici dei musei dove ci sono ex direttori dei musei di Treviso, dove c'è gente che ha seguito la storia dell'arte trevigiana da decenni, da prima che io nascessi, allora capisci che questa cosa in realtà è molto molto radicata e che c'era una sacca che era estremamente addolorata dal fatto che si stesse perdendo la memoria di questa cosa. E quindi questa è la storia, che io pensavo di aver fatto un film per me stesso e poi invece mi sono accorto che era un film che la città di Treviso voleva e desiderava. E ultimamente non è stupito solo me, ma anche la signora Luisa, che dicevo prima a degli amici fuori, ogni tanto è capitato che passo a trovarla e mi fa: mi hanno fermato anche oggi in 3, mi riconoscono, mi chiedono, vogliono venire a vedere. E insomma, anche lei è un pochino, come dire, sorpresa di vedere riaffermata questa storia a cui, avete capito, lei tiene moltissimo e sta vivendo, come dire, una nuova giovinezza, anche la Luisa, che si sente molto desiderata in questo momento e apprezzata. Lei è il personaggio ideale per un film, tra l'altro, è proprio, cioè, ha ragione che lo diceva prima, un'attrice, cioè, senza saperlo,
magari sapendolo benissimo invece, cioè è stata una fortuna, penso, cioè trovarsi un soggetto del genere, Sì, una cioè, vera e propria botta di culo, cioè, diciamolo, ma sì, è così. Ma probabilmente se non avessi trovato quella persona, neanche mi sarei fermato. Ve l'ho detto, quando ci hanno portato, ho pensato, ma io ho tante cose da fare, non ho né tempo né voglia. Se non avessi trovato il racconto di Luisa, con gli occhi verdi di Luisa, con il contesto in cui vive. Per cui sì, una botta di fortuna e poi mi dico anche per farmi coraggio che le botte di fortuna a volte bisogna anche saperle riconoscere. Bisognerebbe chiederlo a chi mi ci ha portato, però un perché l'avrà avuto perché ci ha azzeccato. Perché mi piacciono le storie belle, mi piacciono i personaggi fuori dal comune, mi piace poter portare storie che hanno dentro quel fattore di bellezza, quel fattore di particolarità e poi secondo me per un'altra cosa, me lo dico da solo, ma perché poi quando mi metti ad avere a che fare con una persona, di solito la tratto con delicatezza, lei e la sua storia e quello che si porta dietro. E quindi diciamo che anche chi mi ha portato, avendo grande rispetto per questa persona, ha portato qualcuno che sapeva l'avrebbe trattata con rispetto. Credo sia questo. Grazie. E tra l'altro tra le varie caratteristiche è quella che mi riconosco di più. Cioè, se sulla parte registica ognuno può avere il suo modo di vedere, a chi piace, a chi non piace, eccetera, sul fatto di trattare con rispetto tutte le storie che maneggio, su questo è la cosa che mi interessa di più. Grazie. gli diamo un microfono, aspetti se... Gli diamo il microfono così Sì. si sente... Ecco qua, A me è piaciuto tantissimo, Grazie. ma proprio perché non è un documentario che è un reportage di quello che tu hai visto, ma mi dava proprio l'impressione che le tue emozioni e le emozioni della signora Luisa andassero a braccetto. Ci sono stati dei momenti in cui veramente era quasi come se tu parlassi col cuore e lei parlasse col cuore. Quindi l'insieme delle immagini e di come lei parlava e di come tu filmavi quello che lei voleva dire è stato, secondo me, veramente splendido. Sei stato bravissimo. Grazie. Prego. Grazie. Ok, dico io una cosa che forse non interesserà a nessuno, ma la dico lo stesso. La prima volta nella mia vita in cui sono venuto in questa sala qui, c'era Dimitri che parlava del tuo strano rapporto con una ragazza che porta il velo e gioca a calcio a 5. Oggi, che è l'ultima volta, ad oggi, poi speriamo ce ne sarà un altro, che sono qui, tu parli del tuo strano rapporto con questa donna che fa la guardiana in questa fornace incredibile. Cosa sta succedendo? Cioè, cos'è questa cosa qua? No, non lo so, mi faceva ridere questa... Allora, la prima questa cosa che devo non era dire... una domanda, era solo una... La prima cosa che devo dire è che sono sempre andato molto più d'accordo con le donne Io che ti- con gli uomini. Io ti ho visto 2 volte nella mia vita e queste 2 volte sono... Ma in sono mezzo inverosimili. poi ci sono anche, c'è il documentario su le ragazze della Biblio, che è la storia di come è nata, di quella genesi magica che ha avuto la biblioteca di Riese, con 13 ragazzine di 13 anni che un giorno dicono: oh, ma qua manca una biblioteca, dobbiamo farla noi, e vanno col carretto in giro per il paese a raccogliere libri e creano la biblioteca, e guarda caso sono ragazze anche quelle. L'altra è La voce del bosco, dove c'è una artigiana femmina che con le sue mani trasforma la legna degli alberi in fisarmoniche, ed è l'unica rimasta a farlo, almeno in Italia. Per cui sì, cioè, evidentemente le donne toccano delle corde che mi solleticano di più, anche se il protagonista del prossimo documentario sarà un uomo.
E poi alla fine io direi che si può, sì, se vuoi, facciamo un Dopo, piccolo... adesso, quando No, vuoi, dopo. Forse verso la fine. Verso la fine. facciamo- Allora, io non... vabbè, non sono... cioè non conoscevo questa storia, ma non... tante cose, ovviamente, adesso non lo so, ma le ho... cioè le ho perse, no? Non le ho sentite... non lo so. O per questioni anagrafiche o per questioni di luogo. E quindi la mia domanda forse verterà su altro. Mi scuso se devi un po' il discorso, ma poi si può riprendere in ogni momento. Volevo sapere, dato che appunto questo documentario è, no, come hai detto te, un racconto sentimentale, non è un documentario, cioè anche già sentendoti parlare di questa storia, io percepisco un punto di vista diverso, anche più su certi temi. Invece questo documentario è molto, cioè molto su di lei, su questa storia e rimane lì e non vuole fermare un momento e non è neanche uno di quelli che vedo dove mi porta questa storia e ecco, sei molto lì, senza avere filmati d'archivio, perché non ci sono, non ci sono proprio, e con poche cose d'archivio comunque. E volevo sapere come ti sei approcciato a questo, perché è un grande limite non avere queste cose, no? E hai pensato, cambio modo di raccontare questa storia o... Ecco, volevo sapere questa cosa qui. No, allora, per me è stato chiaro da subito che la voce doveva essere quella di Luisa e che il punto di vista doveva essere il suo e che i punti di interesse non erano i miei, ma i suoi. Sulla mancanza... Allora, uno, due. Siccome questo film era soprattutto per me, non mi sono neanche fatto tante pippe. Della serie, con cosa lo faccio questo documentario? Con quello che ho. Poi, certo, sono andato al Fast, ho contattato gente, ho scartabellato insieme alla Luisa nei suoi materiali, insomma, sono andato a pescare quello che avevo. Però, non- personalmente non l'ho trovato un limite, perché secondo me... Cioè, Scusami, non è un limite del tuo no, no, no. documentario, è un limite magari Di approccio, di agire, di fare. No, no, ma ho capito, cioè, è una cosa che ti può bloccare, dici, santo cielo, con cosa lo faccio sto documentario che non c'è niente, no? Questo, ma a me piaceva talmente tanto l'idea di fissare questa memoria e di fissare questa storia che stava per svanire, che io l'avrei fatto anche senza il materiale che ho trovato. Anche solo con Luisa e le immagini di quello che ha a casa e di quello che ancora esiste della fornace. Dopodiché tutto quello che ho trovato è ricchezza, cioè le lettere tra Martini e Gregori che Luisa conserva nel suo cassetto sono dei cimeli da museo. Addirittura non ho inserito delle cose perché non corrispondevano alla traccia di racconto, ma che lui, la signora Luisa, mi diceva, sorniona, vedrà che faccia farà il direttore dei musei di Treviso quando vede che esistono questi documenti. Che esistono questi documenti. Cioè, da là poteva venire fuori anche tutt'altro racconto, anche in qualche maniera scientificamente più interessante, perché ci sono lavori preparatori di Martini che nemmeno il direttore dei musei di Treviso sa che esistono a casa della Luisa. Ma non erano sul suo racconto. Quindi a me interessava il suo racconto e interessava che venisse fuori e rimanesse. Ora, che se ne dica, nel momento in cui salteranno tutti i server del mondo, salterà per aria anche questo lavoro. Però è lì. E per qualche decennio probabilmente ci resterà. Dico una cosa che non è gentile nei confronti di Luisa, però è difficile che Luisa rimarrà per qualche decennio. Ecco. E questa cosa andava fatta, secondo me, a prescindere. Uno dei protagonisti maschi di uno dei miei primi documentari, tale Ottorino Saccon, il viandante del sole, quello che sviluppa le cucine solari e le porta in Africa, mi ha detto una volta una cosa che mi ha veramente molto molto colpito
e che rimane fissa nella mia mente, e mi diceva: Dimitri, se tu aspetti ogni volta che per fare una cosa tutte le condizioni siano ottimali, va a finire che non farai mai niente. Se io avessi aspettato le condizioni ottimali per fare un documentario su questa cosa, non l'avrei fatto, e probabilmente non lo farebbe mai nessuno, perché mancano elementi per renderlo un lavoro perfetto. Però se va fatto, lo fai e basta. Imperfetto, ma lo fai. Grazie. Un attimo. sempre È sempre la stessa regola, mi dispiace, mi dispiace. Così ogni domanda. Se dovessi rifarlo, lo rifaresti esattamente come l'hai fatto o ci sono delle cose che vorresti fare diversamente? Allora, quando faccio un documentario, nel momento in cui l'ho chiuso, poi lo riguardo il giorno dopo e lo cambierei già a metà. Sempre. E allora, siccome la so questa roba qua, smetto anche di chiedermelo. Lo faccio e com'è è. Come tutte le cose, le opere, se uno costruisce un castello gli dici come lo rifaresti? Ormai l'ho fatto e quindi non me lo chiedo neanche. Ci sarebbero 100.000 modi per farlo. Se io do il materiale in mano a chiunque di voi, quello grezzo raccolto, ognuno di voi lo metterebbe insieme in una maniera diversa. Io stesso, in base a come mi sveglio oggi, o a come mi sveglio domani, o a come mi sveglio dopodomani, farei cose diverse. Quindi sicuramente sarebbe diverso se lo rifacessi, ma coi se. Certo, questo sono d'accordo, però se dovessi rifarlo, rimetteresti le stesse emozioni e lo stesso concetto di lavoro con la Luisa o lo vorresti cambiare? Non sento l'esigenza di cambiarlo. Quindi ti è venuto bene? È venuto come volevo che venisse. Certo. Bene o male non sta a me. Anche quello sarà probabilmente soggettivo. Se sempre il microfono è Tommaso, pensavi lì invece. Cioè, no, questa non è una domanda, è un pensiero che ho fatto durante la visione. Prima, quando è finito, la sensazione più forte era di malinconia. Mi ha dato malinconia questo documentario e mi ha fatto pensare la frase della signora, quella finale: non posso essere del tutto pessimista, no? Che cazzo, cioè, e però, cioè, appunto, poi passa il tempo che stratifica e seleziona, eccetera. Questo è un luogo che adesso, anche grazie a questo lavoro, l'abbiamo visto, io non sapevo che ci fosse. E mi sono chiesto, ma quali da architetto forse un po', quali luoghi con questo grado di fascino stiamo lasciando noi? Cioè, ok, è tutto coperto di erba, c'è tutta questa storia che per noi è affascinante perché poi ci è stata raccontata benissimo, vivamente, da una persona che la sta vivendo tutt'oggi. E adesso un luogo così in mezzo al verde con tutta questa storia stratificata sopra, però forse appunto a Castelfranco ce n'erano 4, ma comunque sono pochi nel complesso i luoghi del lavoro e dell'arte in questo caso specifico, che hanno sto fascino incredibile. Adesso ce ne sono tantissimi. Noi qua in mezzo ai capannoni ci stiamo tutti i giorni e non c'è la traccia di un filo d'erba. Dovrà chiudere sto capannone perché ci si veda un filo d'erba dentro. E allora la domanda è: fra 100 anni quali storie verranno raccontate sui nostri luoghi? Risposta aperta, non solo a Dimitri. In effetti non so rispondere, ma ti lancio una provocazione che è stata lanciata a me e siccome mi ha colpito, la rilancio anche a te.
Perché qualcuno mi ha detto che l'abbandono per questa fornace è stata la sua fortuna. Perché se non fosse stata abbandonata, ma fosse stata portata avanti come insediamento industriale, nell'evoluzione che c'è stata tra gli anni 60 e oggi, sarebbe oggi probabilmente un luogo brutto, grigio, inquinante, non capito dalla gente, che creerebbe conflitto col vicinato. Mentre invece, abbandonata, con l'erba che cresce, col tetto crollato, acquisisce un fascino e permette a questo luogo di soffermarsi su una memoria di un tempo che non c'è più, piuttosto che su un presente che potrebbe essere conflittuale. E a me è venuta in mente l'immagine di Chernobyl, non so se l'avete vista di recente, con la natura che si è ripresa tutti i luoghi della catastrofe nucleare di Chernobyl. Quel lavoro là che dici tu del filo d'erba dentro alla fabbrica, in realtà io sono abbastanza convinto che siamo tutti di passaggio e che alla fine ci sarà un momento in cui la natura si riprenderà tutto come ha fatto perfino a Chernobyl e come sta facendo alla fornace. È un po' una questione di tempo e anche la provocazione, quella relativa alla fortuna o sfortuna di essere diventato luogo abbandonato, te la lascio come provocazione aperta e spunto di riflessione per chiederci cosa sarebbe quel luogo se avesse continuato e se avrebbe lo stesso fascino e se saremmo qua a parlarne con con lo stesso trasporto. Hermes. Sempre microfonato, Hermes. Tocca. Grazie. Una considerazione, una domanda. La considerazione è in realtà un complimento perché avendo visto Asfalto, La voce del bosco, Asma, penso che tu abbia la capacità di parlare di temi che ci riguardano da vicino e che sono molto complessi. E quando dico ci riguardano da vicino è perché ci riguardano il territorio in cui viviamo, dallo spopolamento alla perdita di tradizioni, al tema della vita in montagna, alla cementificazione, il paesaggio che viene modificato in qualche modo, al tema dell'integrazione e poi qui un patrimonio culturale non conosciuto, il tema un po' dello sviluppo industriale che a un certo punto lascia queste eredità e riesce a farlo facendo parlare le persone e facendo coinvolgere le persone che guardano i tuoi lavori attraverso delle storie che in qualche modo ci fanno avvicinare a questi temi che sembrano così grandi e ci danno delle chiavi di lettura, senza mai poi effettivamente farci prendere, almeno nel mio caso, una posizione, però aiutano in qualche modo ad avvicinarci, a renderli più comprensibili in qualche modo. E arrivo un po' alla domanda perché a me da un po' di tempo colpisce che tu, insieme ad altri artisti, che sono magari registi ma anche scrittori, penso a Matteo Melchiorre qui vicino, ma anche a Malaguti, eccetera, state un po', secondo me, dicendo qualcosa del nostro territorio in particolare, non mi pare che succeda in altre regioni d'Italia. C'è un Veneto che in qualche modo si sta raccontando e si sta raccontando in un periodo in cui sta cambiando profondamente, appunto, anche mettendo in fila i tuoi film, secondo me si colgono tanti aspetti di questo mutamento. Se poi appunto, così ho citato 2 autori, ci aggiungiamo questi altri libri, insomma viene fuori un mosaico molto interessante secondo me. La domanda è cosa ti ha insegnato questo viaggio, cosa ti sei portato a casa da questo viaggio che hai fatto nel corso degli anni
e che ti ha portato effettivamente a conoscere e a raccontare tante sfaccettature di una società in profonda e velocissima trasformazione, se ti ha portato qualcosa. Allora, che mi abbia portato qualcosa non c'è dubbio, nel senso che, come ben sai, per me cimentarmi in questi lavori, nonostante sia una parte marginale della mia attività lavorativa, è linfa vitale, perché porta prima di tutto me stesso a ragionare e riflettere. Ma la cosa più bella che mi ha portato, credo sia sempre solo e comunque un grandissimo punto di domanda. Ti faccio l'esempio di Asfalto, e mi scuso con quelli che non l'hanno visto, è il documentario che parla dei costi umani della superstrada pedemontana veneta e delle storie di famiglie che sono state espropriate per lasciare il posto al cantiere della superstrada pedemontana, e quindi soprattutto un'indagine del loro trauma, del trauma che hanno vissuto, non tanto un'immagine, non tanto un'indagine politico-economica, sociologica, ma proprio un'indagine intima in quello che hanno vissuto le persone vivendo. Questo lavoro, quando è andato in sala, non è piaciuto né a quelli pro Pedemontana né a quelli contro Pedemontana. Mi sono trovato Fondazione Benetton con i due clan, uno che mi diceva su perché non era abbastanza contro e non denunciavo e non prendevo posizione, e l'altro che insomma sembrava, insomma, sta Pedemontana serve perché bisogna criticarla, e insomma è come fatto, 2 ore da qua a là, eccetera. Quindi non andava bene agli uni e agli altri. E sai perché non andava bene né agli uni né agli altri? Perché in realtà tutte le due posizioni hanno la loro ragione di esistere e tutte e due le posizioni hanno i loro punti deboli. E siccome le cose più le guardi da vicino e più sono complesse, vederle da vicino ti aiuta a capire come le questioni non siano mai quel poco che c'è nello slogan o nel messaggio semplificato che normalmente si tende a far passare, ma che il più delle volte, una volta che ti sei avvicinato alla questione, te ne vai via con una valanga di punti di domanda. Perché se ti metti nei panni dell'uno capisci le ragioni dell'uno, se ti metti nei panni dell'altro capisci le ragioni dell'altro. E l'altra cosa che mi viene da dire è che sta proprio nell'equilibrio di queste posizioni quello che ci si può portare a casa. Anche il sistema montagna, che rispetto al sistema città, urbano, sembrava un sistema così semplice. Poche persone, pochi problemi, un groviglio molto minore di relazioni, di incasinamenti. Prova a avvicinarti al tema montagna, a vedere come ne esci, quante sono le complessità, i problemi, le sfumature, le relazioni con chi c'è sempre, con chi va e viene, col turista, con l'investitore, con l'industria che viene, si prende, si mangia tutti i giovani, non li lascia alle altre professionalità, ma allo stesso tempo è fondamentale perché sennò il territorio di cosa sopravvive. Sistemi che sembrano semplici sono in realtà complessissimi. Quindi ecco, naturalmente la risposta l'ho formulata parlando, nel senso che non è una cosa che mi fossi mai chiesto, però mi verrebbe da dire proprio questo, mi porto a casa, che semplificare le questioni è tendenzialmente riduttivo e che quindi nella complessità sta il bello di quello che abbiamo intorno. Grazie. Grazie, Ermi. Hai tu il microfono? Ok.
Posso una domanda velocissima se abbiamo ancora tempo. Prima volevo dire che non ho visto Asfalto, è qui e è sullo stand, se volete poi potete acquistarlo. Volevo tornare un attimo solo sul punto che aveva fatto Hermes, ossia c'è una scena in questo momento in Veneto che se c'è, punto di domanda, se sì, com'è e come influenza il tuo lavoro? Allora, i due scrittori che ha citato Hermes sono veramente orgogliosissimo di essere stato citato insieme a loro due, perché scrivono del Veneto in una maniera superlativa, secondo me, e sono due teste brillanti e hanno degli sguardi molto interessanti. Dal punto di vista registico e filmico ma c'è un problema che è il problema della produzione e anche l'altro giorno che ero in sessione di montaggio per quello che sta per venire, parlavo col mio montatore che si occupa solo di quello e che quindi, come dire, è un po' più dentro di me, dicendogli ma lo troviamo un produttore in giro che abbia interesse nel sostenere lavori di questo genere, che li porta avanti. Da chi si va? Mi guarda e fa, c'è nessuno. Ovvero ci sono quelli che, come faccio io, si autoproducono le proprie cose, ci sono quelli che si autoproducono le poche cose e poche altre intorno, ci sono quelli invece che guardano altro tipo di produzioni, magari robe un po' orientate verso il fuori o orientate verso l'industria del cinema, e però manca un pochino quella roba là. Cioè, secondo me i narratori ci sono, mancano quelli che li sostengano andando a trovare le risorse per farlo. Questo assolutamente. Bellissimo. Ieri ho parlato con un mio professore canadese che ha tipo 40 anni, forse un po' meno, e parlavamo proprio di questa cosa, anche qual è il futuro di questo, il futuro del cinema, il futuro del video, e soprattutto dal punto di vista produttivo. E non lo so, anche lui che viene da un'altra cultura e dall'altra parte del mondo, anche un po' la sua previsione è questa, no? Che ci saranno comunque, quindi non è una cosa che morirà perché mancano i fondi, le produzioni, però si creeranno molte piccole nicchie che forse saranno dislocate nel mondo, forse saranno iperlocalizzate e poi la distribuzione è un altro tema, però in realtà questo sta andando qui, quindi bene. Sta andando, però ti assicuro che è difficile per uno essere autore, regista, produttore, distributore, promotore. Papà. Ah, anche quello. Anche quello. No, nel senso che sarebbe bello che ognuno facesse il proprio lavoro e che si trovassero delle sponde. E invece queste sponde non sono facili da trovare. Devo dire che per questo che sto anche un po' imparando nel tempo, cioè che se capisci quali sono gli stakeholders, se impari un pochino come andare a presentarti, se ti presenti anche con un pochino di curriculum e quindi con un po' di storico, magari qualcuno che ti viene dietro lo trovi. Però per il sottoscritto che adora fare il regista, girare, anche sviluppare poi la storia, per me invece andare a soldi è una penitenza, è il mio Golgota. Cioè, andare a sponsor, mi cava il fiato. E perché? Anche, Perché non è quello che mi piace fare. Cioè, perché di a un salumiere perché non gli piace vendere verdura? Perché gli piace vendere saladi? Cioè, hai capito? No, Cioè, sì, sì. No, ma dico, perché? C'è qualche figura, magari qualche collaboratore, qualche collaboratrice che nel tuo team si occupa di quello, magari? No. No.
Se vuoi comunque noi abbiamo il team sponsor. No, io ci devo dire, se mai ti dovessi trovare in abbondanza di sponsor, piuttosto che te li tieni... Ah, beh, ok, certo, ok. guarda. Primo pensiero. No, che magari a qualcuno dici, no guarda, per questo film No, guarda. li ho già tutti, sai che gente... Visto che, noi visto, ci- visto noi che ci non mi siamo. piace andare a soldi e adesso li ho trovati da te, daglieli a loro così io devo andare ancora di più. Se vuoi, noi- È esattamente quello che succederà, ragazzi. avrai tessere gratis per tutto il tempo che vuoi se succede questo. Schema piramidale, per ogni persona che porta una tessera gratis. Come le pizze, tipo. Ogni 10 bolline. Esatto. Anche io faccio un inciso, una Beh, tu stai parlando senza microfono, quindi... Vergogna. Vai, ok. Piccolo inciso che in realtà non c'entra con il documentario in sé, ma c'entra con i maestri, i prof, gli insegnanti. Paolo Malaguti, mio vicepreside alle superiori e poi non so se faccio tuttora il vicepreside, però insomma assurdo come si parta da e poi abbia preso un'altra carriera, cioè pazzesco, no? Pensare a questi sliding doors, cioè assurdo, non... Ma addirittura lui ha fatto una scelta molto importante perché ha, come dire, è tornato indietro rispetto alla sua carriera nel sistema scolastico, perché non è più vicepreside, ha fatto un part-time, adesso ha poche ore a scuola, proprio perché ha capito che la scrittura è una parte importante della propria personalità, anche se continua a ribadire che insegnare gli piace tantissimo e che lui non riesce a vedersi solo scrittore o solo insegnante, ma si vede un po' scrittore e un po' insegnante. E è davvero, secondo me, è una persona da ammirare, anche proprio nella umiltà con cui riesce a essere, secondo me, uno dei migliori scrittori che ci siano sulla piazza al momento, ma con una umiltà incredibile. C'è qualche altra domanda, qualche curiosità su Dimitri, sugli altri suoi lavori, su questo O su altro. o su altro? Esatto. Sì, allora se siamo in chiusura, chiudiamo direi questa Prima volta. posso fare l'ultima domanda a Dimitri? Vai. Un po' canonica, diciamo, per chi è abituato degli altri episodi, no, con ospiti. Cioè, chiederti se c'è qualche aneddoto, qualche fun fact divertente pensavo. dietro la realizzazione del documentario. E se ce ne puoi raccontare qualcuno, se ci sono. Ma sappiamo che ci sono. Gira voce. Tu non sai proprio niente. Ho parlato col produttore del film. Che sono io. E... No, in realtà non mi viene niente perché se io penso a qualcosa di divertente legato al film, penso al signor Franco Bagaggia. Ma io faccio tanta fatica, come dire, a raccontarti perché fa ridere Bagaggia. Se tu me lo dicevi prima, io ti portavo un paio di clip del girato, delle scene tagliate, che se in questo momento le proiettavamo, probabilmente qualcuno se la faceva addosso da ridere. Però non ho la capacità di saperlo riprodurre, quindi mi dispiace. La prossima volta, in coda al prossimo documentario, proiettiamo Franco Bagaggia nelle sue performance. Ma allora io ti chiedo allora se posso, fra tutte quelle chiavi che stava cercando, che però non abbiamo mai visto, quante erano? Cioè quanto grande era quel mazzo di chiavi e di cosa, cioè cosa aprivano quelle chiavi? Perché ha aperto una porta, ma tutte le altre chiavi. Ma che ne so. Ma guarda, posso dirvi che il signor Franco Bagaggia mi ha accolto con un'invettiva contro Gentilini. Io non so perché quando mi ha visto gli è venuto in mente, ma scusi a tirargliene tante e a farmi... Ha subito capito. Ma lui ha anche una specie di iscrizione in giardino a memoria perché non me la ricordo bene. Ma tipo quando Gentilini ha fatto fare i teschi per terra agli incroci, lui si è incazzato e quindi gli ha fatto una specie di targa epigrafe che ce l'ha nel giardino di casa sua. Ah, e poi il giorno che siamo andati a fare il drone,
voleva che col drone facessimo le riprese di casa sua perché sul tetto gli andavano le foglie del vicino. E allora era l'occasione perfetta per documentare i danni che il vicino gli stava facendo. Per dire, ma questo... Ma la mia collaboratrice storica, perché ci lavoro da prima di cominciare a lavorare, si chiama Marta e mi fa da fonica, fa la presa diretta dell'audio quasi sempre. E lei sa che lei non vede l'ora di venire a lavorare con me. Perché se tu... Cioè, sono tutti Franco Bagaggia and friends praticamente. In ogni contesto sa che trova gente così e lei si diverte da morire. E io? Ma no, ma Bagaggia non l'ho cercato, me l'ha portato la signora Luisa, che dico, ma io da un'aristocratica così mi aspetto che mi porta da Franco Bagaggia. Ti giuro che quando me lo sono trovato davanti ho fatto... Ma veramente? In savatte, col piumino, col collo tagliato e la piuma che veniva fuori. No, guarda, no, se lo creavo a tavolino non veniva fuori così bene. Va bene, direi che su questo io chiuderei perché Sì. nulla potrà superare questo momento, esatto, credo. alla fine c'era l'aneddoto divertente, l'abbiamo trovato. Passiamo Ok, al momento magari spoiler prossimo lavoro, diciamolo. Sì. Se si può dire, ovviamente. Sì, Diciamolo se sì, si può dire. a questo punto sì, perché siamo... abbiamo passato l'ora protetta. No, siamo avanti col lavoro. Allora, così come a caratterizzare questo lavoro è una personalità estremamente sobria, pacata, a modo, con un fare veramente nobile. Allo stesso modo, il personaggio del prossimo documentario su cui sto lavorando è un personaggio scoppiettante, senza regole e padroni e senza filtri nel dire le cose che pensa. E si tratta, lo posso dire adesso, non l'ho detto fino a quando non ho finito, perché ho davvero rischiato tanto nel mettermi a fare un documentario su uno che è nomade perché vive in camper da 25 anni, vignaiolo itinerante nell'ambito dei vini naturali, mangiafuoco, saltimbanco, poeta dialettale e persona vulcanica. E quando io ho cominciato, tra l'altro, per la prima volta con un produttore, quindi con qualcuno che investiva dei soldi sul mio progetto, io non sapevo se riuscivo a tenermelo, questo personaggio, a lavorare su questa roba per un anno consecutivamente. Ho avuto il terrore per tutto quest'anno che un giorno sparisse nel nulla o che lo chiamavo e non che mi ghostasse, come si dice adesso, no? E invece ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine, il girato ce l'ho, non ho ancora la sua firma sulla liberatoria. Che è importante. che è l'ultima cosa da sudare. Però il film c'è, stiamo lavorando al montaggio e abbiamo iniziato qualcosa con la colonna sonora e quindi prossimamente su questi schermi Gigi Miracle. Wow. Ebbene sì. Anch'io. Possiamo dirlo. Effettivamente passare alla conclusione. Allora, noi abbiamo un format. Che non è la conclusione. Che è mentito, non è la conclusione. No. Lo facciamo? Sì, ma... Lui intendeva proprio la conclusione. No, tu hai detto siamo alla conclusione. No, ma poi, ora facciamo un'altra cosa. Questo che sto per fare. Sono un bugiardo. No, però questa cosa va fatta. Sì, va fatta, sì. Lo facciamo? Sì che lo facciamo. E lo stavo facendo, infatti. Sì. Ah, ok. Abbiamo un format in cui chiediamo alle persone che vengono, o anche a noi stessi, la maggior parte dei casi, di consigliarci dei film.
relativi a... Però- Noi relativi a quello che abbiamo visto. Esempio, se vediamo una sera la Dolce Vita, se vi è piaciuta la Dolce Vita, allora vi piaceranno anche tot film, ok? Se adesso però chi ci sei te, ovviamente lo chiediamo a te. Se vi è piaciuta la Fornace degli artisti, amerete. Senza pensarci troppo. Oppure anche delle Quando cose... mi vengono film che non c'entrano niente. Va bene. Hey Ma, il film documentario dei Sigur Rós, che vuol dire a casa, Ok. e che è molto sentimentale e racconta i luoghi di casa. Mi è venuto in mente per quello, credo. Hey Ma dei Sigur Rós. Fenomenale. Super. Ok, Grazie mille. allora questa volta è finito per davvero. Grazie Dimitri Feltrin, la Fornace degli artisti. Ci sono i suoi documentari lì. E grazie per essere stati qui. Venerdì prossimo